attenzione, il tiro e il gol di Gimenez, il gol di Gimenez. Cacao e il gol di Cacao che chiude la partita e regala la Coppa Italia al Breganze. Signore e signori, gentile pubblico di appassionati, buonasera, buona domenica e ben ritrovati al Pala Ferrarin di Breganze. A bussare alla porta di Mister Tiella sono saliti il centro Palmer Hockey Scandiano per la gara 16 di campionato nazionale Serie A2. Vediamo già proprio lo Scandiano in tenuta rosso-blu, è entrato in pista in questo momento scortati dai giovanissimi atleti del Hockey Breganze, i piccolini, piccolissimi che scortano gli atleti più grandi di Serie A2. Bellissima questa foto, ricordo bellissima proprio dei giovani talenti che scortano gli atleti affermati. Dicevamo che partita molto molto importante, gara intensa, intensissima. Praticamente la capolista viene sfidata dalla terza in classifica, quindi un incontro molto interessante a cui assisteremo in diretta qui sul YouTube di Fisser TV grazie alla regia di Maria Monteanu, e quindi commento di Modesto e a voi tutti do il benvenuto e auguro una buona visione. Aspettiamo solo che entrino in pista i padroni di casa, attesissimi dal pubblico che sta gremendo gli spalti qui al Pala Ferrarin per questo incontro importante, come abbiamo detto, come tutti gli altri. Gara 16, stiamo avviando alla roster finale. Diciamo che ormai il Breganze è primo in classifica con 40 punti, se non vado errato, è quasi matematicamente sicuro di entrare nei playoff.
mentre lo Scandiano con 25 si trova in terza posizione, deve guardarsi alle spalle da quelli che stanno scalando la classifica dei playoff. È comunque partita intensa, staremo a vedere. Intanto aspettiamo la squadra di casa che sta entrando in questo momento in pista, anche loro scortati da giovanissimi atleti del mini hockey di Breganze. Sono pronti sulla porta di entrata, mentre vediamo già in pista il direttore di gara, il signor Giacomo Vischio, che dirigerà l'incontro questa sera. Ecco tra gli applausi in tenuta bianco-grigia il Hockey Breganze Veneta Lab, che sta entrando proprio in questo momento, anche loro scortati da atleti, vedete, piccolissimi, under 11 se non vado errato, under 9, mini hockey, proprio i più giovani di queste realtà. Allora, adesso che sono entrati, abbiamo la possibilità di darvi le due formazioni che si incontreranno questa sera. Allora, Centro Palmer Hockey Roller Scandiano scende in pista con la seguente formazione: numero 1 Matteo Vecchi, numero 71 Jacopo Ravigi, sono i due portieri. Poi abbiamo con il 29 Lorenzo Barbieri, con il 5 Nicolò Busani, con il numero 6 Andrea Stefani, con il numero 9 Roccabusa Aleandro, con il 10 Andrea Beato, con il 7 Davide Deniti e con il 77 Santiago Herrero Meglioli. Allenatore il signor Enrico Mariotti. Mentre Veneta Lab Hockey Breganze, la solita formazione allenata da mister Gabriele Tiella, con al numero 1 Marco Todeschini, con il 13 Antonio Tagliapietra, con il 28 Tommaso Battaglin, numero 87 Tommaso Volpe, con il numero 9 Mion Alex, col numero 14 Posito Facundo, con il 53 Stefano Dal Santo, con l'88 Cristian Costenaro, con il 27 Giovanni Tagliapietra e con il 25 Giuseppe Tagliapietra. Queste le due formazioni che stanno entrando in pista e saranno presentate dallo speaker qui di casa, proprio per dare l'inizio ufficiale di questo incontro. Ho cercato di carpire qualche informazione dai due mister nel pre-gara, ma non si sono sbilanciati né l'uno né l'altro, quindi evidentemente, al di là dei sorrisi di circostanza, c'è una certa aspettativa sia da una parte che dall'altra, e questo ne trarrà vantaggio lo spettacolo che metteranno in pista le due formazioni. Non possiamo altro che attendere cosa i due mister decideranno per i quintetti di partenza, e poi daremo anche noi l'inizio alle gare. Sulla presentazione, appunto, come stiamo ascoltando, della squadra di casa, pubblico notevolmente affluito qui sugli spalti dalla parte di Breganze, è quasi tutto esaurito, mentre una discreta rappresentanza anche del hockey scandiano si è presentata a sostenere i propri giocatori. Ecco,
presentazione degli atleti, presentazione del direttore di gara, come abbiamo detto signor Giacomo Vischio, coadiuvato al tavolo dal signor Babbolan Stefano. Quindi è tutto pronto, aspettiamo i partenti starting five, come ormai ci hanno abituato tutti i commentatori, quintetti di partenza come preferisco dire io, ma comunque sia, staremo a vedere cosa i mister daranno come inizio. Ultime disposizioni, vedete, raccolti in cerchio. Ok, roller Scandiano, centro Palmer. E vedremo esattamente come partirà, quale sarà la partenza. Sembra proprio che sia il numero 71 Raveggi come inizio. Poi abbiamo con il numero 9 Rocca Busa, con il numero 5 Busani Nicolò, col 29 Barbieri, e qui al centropista con il numero 7 Deinite Davide. Questa è la formazione del centro Palmer che il signor Enrico Mariotti ha messo in partenza. Per il Breganze c'è in porta Giuseppe Tagliapietra, poi abbiamo con il numero 53 Stefano Dal Santo capitano, poi con il 14 Facundo Posito, con il Giovanni Tagliapietra con il 27 e con il numero 28 Tommaso Battaglin. Questa è la formazione del centro Palme, tutto è pronto, sta per fischiare il signor Vischio, partenza del roller Scandiano, proprio inizio, proprio gara dei rossoblu emiliani, che muovono proprio le prime fasi di gioco. Adesso tiro di Barbieri, chiude molto bene Tagliapietra e palla al Breganze per la prima azione. Come abbiamo detto, siamo solo alle prime battute iniziali, tiri da lontano. Evidentemente le squadre stanno chiudendo molto bene le difese, tanto per saggiare la prontezza dei portieri. A tiro esatto di Facundo Posito, proprio che avevamo quasi chiamato para Raveggi, senza difficoltà ribatte con il guantone. Adesso è un passaggio troppo arretrato, non riesce in tempo utile ad uscire dalla propria metapista, quindi palla in attacco dello Scandiano. Si avvicina Busani, poi da Aroca Barbieri, centrale, fa partire una staffilata, ferma praticamente con la stecca Battaglin. Ci pensa Busani a ribadire a rete, tiro che non inquadra la porta, quindi occasione per il Breganze di avanzare, affidata a Giovanni Tagliapietra, che va al tiro due volte assieme a Facundo Posito, che nel rimbalzo stava indirizzando verso la porta difesa da Raveggi. Tiro alto, quindi è la volta dello Scandiano in attacco. Deinite muove pallina dietro porta, scambia con Busa, affida però all'indietro Barbieri, che parte da lontano, riesce ad entrare in area, poi chiude molto bene Dal Santo. Busani tenta di
schiacciare a rete, non ci riesce, mentre Barbieri ribadisce verso la porta che comunque viene chiusa da Dal Santo. Ancora tentativo di deviazione dello Scandiano, insistente l'azione, e la squadra molto ben preparata dal signor Mariotti non demorde dopo che magari alla prima occasione non riesce a inquadrare la porta o respinge il portiere. Affonda finché ha tutta la possibilità di farlo. Adesso Battaglin con Posito dietro la porta, vediamo come verranno in avanti, deve retrocedere per dare a Dal Santo che si libera, fa partire un rasoterra che comunque chiude Raveggi. Alla fine la palla affidata a Rocca che imposta l'azione assieme a Barbieri. Busani, centro Palmer ancora sulla fascia destra, riporta indietro la pallina, ancora affidata a Rocca. Busa, siamo solo ai primi minuti, se non sono andati 3 minuti e 30 secondi per l'esattezza, quindi le squadre non ancora proprio. Attenzione, De Nite, Rocca, parata di Tagliapietra, pericolosissima l'azione, velocissima, micidiale, è riuscito a trasformare in un rilancio del Breganze in un'azione d'attacco lo Scandiano. De Nite passa per Rocca che non ci pensa nemmeno un attimo a indirizzare verso Tagliapietra, piazzatissimo, aveva evidentemente intuito lo svolgimento dell'azione e quindi è riuscito a chiudere molto bene. Adesso il Battaglin perde la pallina, Rocca gliela ruba, un attimo di disattenzione, va al tiro, si chiude la difesa del Breganze e rilancia l'azione Facundo Posito per Dal Santo che dà un assist preziosissimo a Battaglin, forse un 5 cm troppo avanti rispetto alla stecca, e quindi non va a buon fine l'occasione. Possesso però ancora del Breganze che insiste, Giovanni Tagliapietra, entra, chiuso. Signor Vischio dice di alzarsi, non è successo niente, quindi meglio alzarsi e rientrare in difesa. Sentiamo intanto il tifo dello Scandiano che, come abbiamo detto, ha una discreta rappresentanza di tifosi. Adesso il signor Vischio non accetta parole da parte dei, evidentemente abbiamo sentito qualche parola un po' alta da parte del giocatore. Subito il De Nite è stato redarguito con il giallo, il famoso warning. Posito trattiene a pallina, alla fine la indirizza per Dal Santo che però non arriva in tempo utile. Attenzione, azione dello Scandiano in superiorità numerica, va al tiro De Nite, non riesce a inquadrare la porta, poi sull'intervento di Dal Santo lo fa volare, magari non succede, non si fa male. Fallo, primo fallo di squadra della partita al 5° minuto di gioco. Perfetta parità, 0-0 fra le due formazioni in pista. Scandiano sicuramente più intraprendente fino a in questi primi minuti. De Nite ancora retrocede, Barbieri, Busani si gira, dà alla pallina, arriva Barbieri che tocca un tiro molto insidioso, riesce Giuseppe Tagliapietra a ribadire a rete. Adesso azione individuale di De Nite,
va al tiro, colpisce l'esterno del palo, quindi molto molto pericoloso. Come abbiamo già detto prima, non demorde lo Scandiano alla prima occasione che viene rimpallata dal portiere o non va a buon fine, riesce a recuperare sempre palla e a rendersi pericolosi una seconda e addirittura anche una terza volta. Adesso la pallina di Battaglin rimbalza davanti a Raveggi. Azione quindi dello Scandiano, che però sbaglia però De Nite a passare a Busani. È il 14 capocannoniere del Breganze che dà a Giovanni Tagliapietra. Ora il Breganze, tiro di Dal Santo, deviazione di un giocatore, forse Barbieri. Sta di fatto che la pallina va molto alta. Signor Vischio segna il punto preciso. Tiro di Dal Santo, si ferma sui pattini del numero 5 del centro Palmer, e allora c'è l'occasione per gli emiliani di venire in avanti. De Nite che sbaglia e non riesce alla fine lo Scandiano a uscire dalla propria pista, metapista, nei 10 secondi canonici dell'antigioco. Muove allora palla il Breganze, è Dal Santo che affida a Posito. Ancora Stefano Dal Santo, Posito, tiro raso terra, piazzatissimo Raveggi, nulla da fare da lì. Scambia con Giovanni Tagliapietra, non riesce l'azione, però mantiene il possesso, tocca per Battaglin, capisce un attimo prima Rocabusa e chiude. Adesso Facundo va al tiro in mezza girata sull'assist di Dal Santo, una verticalizzazione micidiale che aveva messo proprio il giocatore in possesso palla nell'area dello Scandiano. Para Raveggi, quindi azione sventata. Adesso è lo Scandiano, Busani che non trattiene neanche Dal Santo, e allora ci pensa Rocabusa. Non va al tiro perché Battaglin gli si era messo proprio in opposizione. De Nite tenta l'assist che non penetra nell'area del Venetalab. Ancora lo Scandiano con Barbieri che costruisce, affida a Rocca, scende sulla sinistra, passaggio a Barbieri, tiro che riesce a sventare Giuseppe Tagliapietra. Allora Facundo Posito, servito da Dal Santo, non riesce la prima girata, nemmeno la seconda. Niente da fare, non fischia il signor Vischio. Allora va al tiro Busani, poco sopra la traversa. Time out chiamato da Mister Tiella quando sono trascorsi 9 minuti e 3 secondi di gioco di questa prima frazione, questo primo tempo. Vediamo qualche cambio, è uscito De Nite per lo Scandiano. Mi sembra che sia entrato Herrero, numero 77, Herrero Meglioli Santiago, mentre per il eccolo qui proprio sotto al centro della pista, mentre per il Venetalab c'è il numero 88 Cristian Costenaro che dà il cambio a Tommaso Battaglin. Questi i primi cambi della partita dei due mister
speculare proprio il movimento anche nel cambio dei giocatori. E tentativo di Giovanni Tagliapietra sul palo in girata da dietro la porta per un non nulla, non riesce a schiacciare in rete, forse Raveggi un attimo in ritardo, sta di fatto che si salva comunque lo Scandiano dalla azione improvvisa idea di Giovanni Tagliapietra che stava inserendo a rete. Adesso Barbieri chiuso da Facundo Posito, però non riesce immediatamente l'azione del Breganze, scarica su Cristian Costenaro per Posito, passaggio a Dal Santo, addirittura in 3 dietro alla porta il Breganze, dietro alla porta del centro Palmer. Adesso 5 secondi di antigioco, quindi palla al centro Palmer. Barbieri sbaglia, Costenaro viene messo a terra nella ripartenza e allora Dal Santo non ci pensa 2 volte, viene in avanti, alla fine però riesce solo in un secondo momento a dare la palla al 14 del Breganze in tenuta bianco-grigia questa sera. Ancora Dal Santo all'indietro per Cristian Costenaro che va al tiro, una bordata colossale, Herrero blocca con i pattini, riparte lo Scandiano, Barbieri un pallonetto per così dire, evidentemente però esce e di molto dalla porta di Giuseppe Tagliapietra. Esce adesso Giovanni Tagliapietra, entra Tommaso Volpe per il Venetalab. Breganze è già sul cancelletto, è pronto anche Antonio Tagliapietra, mentre non si muovono gli atleti del roller scandiano, anche il mister Enrico Mariotti seduto proprio sulla panchina. Una perfetta disposizione nella panchina, è sotto mano di Busani per Herrero, riesce a sventare Dal Santo, che passaggio a Facundo, alza la pallina, non riesce, l'ultimo tocco. Altra occasione costruita dal Breganze che non va a buon fine. Costenaro, tentativo di alza e schiaccia da dietro porta che non va a buon fine, poi Raveggi riesce a sfilargli la pallina nel tentativo di venire nuovamente in avanti verso la sua porta. Allora Scandiano in avanti, Roca tenta di impostare l'azione, difesa del Breganze molto chiusa, sempre lo Scandiano, altro cambio, vediamo che è entrato con il numero 6 Stefani, cambio, esce Facundo ed entra Antonio Tagliapietra per il Breganze. Adesso c'è un turbinio di cambi nelle due squadre, quindi Stefani, attenzione, non tocca molto bene proprio all'ultimo momento, riesce a recuperare palla Antonio Tagliapietra, tentativo di tiro, va sulla parte esterna del palo, del primo palo, chiuso però da Raveggi. Allora adesso il signor Mariotti si è alzato a intimare delle indicazioni ben precise, a farsi sentire dai propri giocatori. Tiro di Herrero, para Giuseppe Tagliapietra, pallina che rimbalza, se ne esce alla grande Antonio Tagliapietra. Tocca per Dal Santo e vediamo se riuscirà adesso in questo secondo quarto del primo tempo a sorridere a favore di qualche squadra. Per il momento il risultato è chiuso, fermato sullo 0-0. Adesso esce
Barbieri, ed entra con il numero 10 Beato Andrea per lo Scandiano. Herrero, tentativo di passaggio per Beato, non raccoglie la pallina, la raccoglie il Breganze, Dal Santo scarta due giocatori, viene fermato da Roca, Giacomo Vischio gli intima di rialzarsi, non si intendono Herrero e Beato dello Scandiano e quindi sfuma anche il contrattacco. Insiste però la squadra emiliana con Rocca, Busa, Stefani e poi all'indietro per Herrero gira, va al tiro, conclusione bloccata, rimane lì però davanti alla portiere Tagliapietra, riesce a tirare Stefani, troppo poca distanza, il tiro viene fermato dal portiere. Nella ripartenza Cristian Costanaro due volte va a conclusione, para Raveggi entrambe le volte piazzatissimo. Per il momento insuperabili i portieri, tengono la posizione correttissima nelle conclusioni dei giocatori, quindi dovranno senz'altro inventarsi qualcosa per superarli. Adesso il centro Palmer in avanti, Beato che si libera di un giocatore, passa al Herrero al volo, colpisce la traversa, occasionissima per lo Scandiano, confezionata meravigliosamente dalla squadra. Stefani che passa ad Herrero, tiro al volo, ancora time out chiamato da mister Mariotti e il tifo si scatena nelle tribune e si è anche accesa veramente la partita. Occasione, come abbiamo detto, al 9 minuti circa dalla 9:40, per l'esattezza 10 minuti circa dalla fine del primo tempo. Occasione, azione confezionata veramente in maniera esemplare da parte dei rossoblù dello Scandiano. Herrero ribadisce il passaggio di Stefani al volo, colpisce però la traversa, aveva superato Giuseppe Tagliapietra, però la traversa gli nega la gioia. Però la partita si è accesa, senz'altro squadre stanno premendo per sbloccare il risultato. Vediamo appunto questo secondo quarto del primo tempo. Fallo di squadra commesso dallo Scandiano, quindi palla al padrone di casa. È Volpe che tocca la pallina per Dal Santo. Ancora scambiano i due. Volpe si libera, va al tiro, passa in mezzo alle gambe dei giocatori. Ancora fallo di Herrero, questa volta che stende Costanaro. In precedenza il tiro di Volpe, non abbiamo capito come sia riuscito a passare in mezzo, sta di fatto che ha raggiunto il portiere che comunque se lo aspettava ed era molto piazzato e ha riuscito a ribadire in avanti. Allora lo Scandiano adesso ha l'occasione per l'azione affidata con partenza centropista giù per Herrero. Adesso vediamo Herrero chiuso da Dal Santo, passaggio per Beato, ci mette Roca, perfetto l'assist per Beato, tiro meraviglioso, però purtroppo per lo Scandiano c'è il guantone di Giuseppe Tagliapietra che aveva capito e quindi ci si è messo per deviare la conclusione. Adesso Breganze che perde la pallina con Dal Santo, Herrero da solo non se la sente, temporeggia, dà a Beato
che si scontra con Antonio Tagliapietra. Alla fine ritorna per Rocca, ancora a centropista gli emiliani. Busani, ancora fallo di squadra, siamo a 4 per lo Scandiano. Riparte il Breganze con Volpe, Costenaro, tiro inquadra la porta ma rasoterra centrale, non ha difficoltà Raveggi a rispondere e a rilanciare i propri compagni. Allora sempre lo Scandiano in avanti con Stefani che tenta di alzare pallina ferma lì da Beato che stava tirando. Giuseppe Tagliapietra gli aveva chiuso lo spazio, il signor Vischio chiama a 2 e ancora lo Scandiano in possesso con Rocca che però nella girata perde la pallina e allora il Breganze non riesce a controllare la palla, quindi non affonda in attacco. È sempre lo Scandiano che costruisce il gioco, almeno in questo primo tempo. Scambi continui fino a trovare l'occasione giusta. Rocca, Beato adesso aspetta il movimento del compagno, comunque deve dare all'indietro, contrastato Rocca dal Santo, ripiega, tiro in avanti, ribattuta di Tagliapietra, palla a Costenaro, tiro raso terra para Raveggi. Riparte il centro Palmer, Rocca, Herrero ancora in dietro porta lo Scandiano, la chiude molto bene però la difesa del Breganze. Tiro adesso di Beato, si respinge da Antonio Tagliapietra, il passaggio di Costenaro capito da Beato che si oppone, non affonda perché sono 2 contro 3 i giocatori dello Scandiano che non sono venuti avanti. Allora il rientrato De Nite passa a Stefani, tiro da lontanissimo di Stefani, rimbalza sulla parte finale della balaustra. Tentativo del Breganze chiuso dallo Scandiano, si porta in avanti De Nite, va il tiro smorzato da Antonio Tagliapietra. E allora con calma, risoluzione, tranquillità, il Breganze ripropone lo scambio a centropista per vediamo se affondare. 5 minuti alla fine del primo tempo, sempre 0-0 risultato di questo incontro. Chiuso Antonio Tagliapietra, capitola Stefani adesso che porta avanti l'azione per lo Scandiano, ma deve dare all'indietro a De Nite, tentativo da lontanissimo para Giuseppe Tagliapietra in tuffo, quindi pericolo sventato grazie alla super parata di Giuseppe Tagliapietra. Azione un po' troppo, chiusura un po' troppo violenta del numero 10 dello Scandiano su Antonio Tagliapietra, e time out chiamato da mister Tiella e qualche cambio alla vista. È rientrato il 14 Facundo Posito, il 27 Giovanni Tagliapietra per il Breganze, esce Costenaro ed Antonio Tagliapietra. Per lo Scandiano rimane la squadra con Stefani, Herrero, De Nite e Beato.
ancora palla in attacco per il Veneta Lab, muove Facundo per Giovanni Tagliapietra. Facundo ancora scambia con Giovanni Tagliapietra, viene in avanti Facundo, chiuso da Deinite, non può che scaricare all'indietro. Volpe allora tocca per Giovanni Tagliapietra, che al momento del tiro viene disturbato da una stecca della difesa scandianese. Riparte il centro Palmer, Beato non riesce in primo momento, però conserva la tiro di Deinite, conservava appunto la palla, lo scandiano riesce a mettere in posizione di tiro Deinite, che però non invia verso la porta, ma non colpisce il bersaglio. Stefani, tiro un po' smorzato, non crea pericoli per il Breganze. Tommaso Volpe in avanti, Tommaso Volpe tocca per Giovanni Tagliapietra dall'indietro per Dal Santo, ancora gli ritorna pallina. Giovanni Tagliapietra non è pronto al controllo della pallina, sfuma così l'azione, ritorna la palla a Dal Santo, che tira ma non colpendo bene la pallina va sopra la traversa. Aveva però fermato il signor Vischio. Tocco di Beato per Herrero, ancora Beato, questa volta induce in avanti Deinite. Beato per Herrero, tiro al volo in mezza girata, pericolosissima l'azione dello scandiano. Non, per fortuna del Veneta Lab, non va a rete, la conclusione sfuma di pochissimo dietro la porta. Allora Herrero da solo, tiro, mirava il 7 ma lo innesta un po' troppo alto, di pochissimo, ma troppo alto, quindi sfuma l'occasione. Volpe per Dal Santo, ancora Volpe chiuso da Beato, perde la pallina, riparte lo scandiano e Stefani per Herrero, un assist micidiale. Non riesce in tempo utile Herrero a tirare e allora recupera palla adesso sul rilancio dell'azione dello scandiano, recupera palla il Breganze con Posito, tiro di Giovanni Tagliapietra, para Raveggi assieme al palo, quindi piazzato Deinite per Herrero, finta il tiro, passaggio sulla sinistra al numero 77 rosso-blu, che insacca a portiere, che era già uscito per ribattere la conclusione di Beato. Azione micidiale, vediamo Raveggi assieme al palo, quindi piazzato Deinite, passaggio per Herrero, che era difilato sulla sinistra e supera praticamente da dietro Giuseppe Tagliapietra. Impeccabile l'azione, un attacco micidiale, pubblico impazzito del sostenitori dello scandiano. Si sblocca il risultato, minuto e 26 alla fine del primo tempo, rete dello scandiano, segna Herrero su assist di Deinite e quindi 1-0 per lo scandiano qui al Pala Ferrarin di Breganze. Adesso sul time out chiamato dal signor Mariotti vediamo animarsi i giocatori del Breganze, che non ci staranno, vedremo la reazione. Non ci sono stati cambi, è un po' contrariato il portiere Tagliapietra certamente, ma non ne ha colpa perché
De Nite veramente in modo furbesco ha fintato il tiro, ha passato ad Herrero piazzatissimo che lo seguiva sulla sinistra e è riuscito ad insaccare da posizione defilata, quindi vantaggio per lo Scandiano. Avevamo detto già da tempo che era la squadra che riusciva a costruire molto di più, infatti anche in questo momento riesce a costruire, riesce a procurarsi 1, 2, 3 occasioni anche adesso. Il Breganze con Facundo Posito chiude Stefani, rilancia un 3 contro 2, Stefani per Herrero, colpisce assieme al portiere Tagliapietra che gli butta via la pallina. Altra azione comunque confezionata ad arte da parte della squadra emiliana. Ultimi 30 secondi, fallo questa volta di Del Santo su Herrero, secondo fallo di squadra, 5 per gli emiliani. Muove palla De Nite per Stefani scarica su, alla fine 26 secondi, forse l'ultimazione, adesso vediamo, tentativo da lontanissimo di Facundo, un po' alla disperata questo tiro che comunque viene bloccato. Allora Tommaso Battaglin, tocco per Facundo, tiro di Facundo chiuso, però attenzione blu, attenzione, non abbiamo visto ma c'è stato uno scontro fra Dal Santo e Stefani, blu decretato dal signor Vischio per Dal Santo a 11 secondi, punto 6 dalla fine del secondo blu, se non vado errato, 2 blu al giocatore Dal Santo per proteste. Secondo blu, attenzione, vediamo un attimo come si risolverà la faccenda, perché doppio blu non lo avevamo ancora visto fino a questo momento nel campionato qui di A2 girone A. Primo blu per fallo durante l'azione, secondo blu a mio parere per proteste, ma adesso staremo un attimo a vedere come si svolgerà intanto il tiro diretto dai 7 metri affidato a Busani, se non vado errato, è entrato apposta. Muove Busani, va al tiro, para, Tagliapietra, quindi superiorità numerica per lo Scandiano, 2 minuti ma sono appena 4 secondi, va al tiro, Herrero, para, ancora Tagliapietra e fischio finale di questo primo tempo, sirena tutti negli spogliatoi, appuntamento anche per noi fra 10 minuti.
Eccoci nuovamente collegati qui dal Pala Ferrarin di Breganze. È in scena gara 16 del campionato nazionale A2 Girone A, che vede la squadra di casa Venetal Lab Hockey Breganze sfidata proprio qui nella propria pista dal Hockey Roller Scandiano Centro Palmer, che al termine del primo tempo con la rete di Herrero a 23:32 è passata in vantaggio, quindi conduce questo incontro lo Scandiano per 1-0 e il primo tempo disputato dalla squadra emiliana senza dubbio ha costruito molto bene le proprie azioni, è andata in tiri veramente pericolosi. Alla fine un passaggio di Deinite ad Herrero è riuscito a superare fino a quel momento insuperabile il portiere Giuseppe Tagliapietra. Adesso, a seguito del doppio blu preso da il Stefano Dal Santo, la squadra del Breganze si trova in inferiorità numerica per i primi 2 minuti. Sono passati solo pochi secondi, circa una ventina di secondi, quindi si trova ad iniziare la ripresa con un uomo in meno. Palla al Breganze, vediamo le formazioni. Partiamo dal Hockey Scandiano con Raveggi in porta, poi abbiamo Roca, Herrero, Deinite e Stefani. Questa è la formazione dello Scandiano, mentre il Breganze Giuseppe Tagliapietra in porta, poi Costenaro, Facundo e Giovanni Tagliapietra. Ecco, queste le due formazioni. Logicamente il Breganze è in inferiorità numerica. Direttore di gara il signor Giacomo Vischio, che ha già dato il via al kermesse del secondo tempo. Adesso vediamo piazzato lo Scandiano a quadrato, vediamo come riuscirà a sviluppare l'azione, se riuscirà a mettere primo tiro di Stefani, ribadito immediatamente da Herrero dopo la battuta sulla balaustra di fine pista. Non riesce però, cioè il portiere Giuseppe Tagliapietra riesce istintivamente con un colpo, ed è però supera adesso Rocca Busa, passa Stefani, non riesce Tagliapietra a chiudere in fila con un rasoterra micidiale. Siamo a 56 secondi della ripresa, rete di Stefani, ma come abbiamo detto non entra il giocatore adesso da 24:04, altri 2 minuti in inferiorità numerica che possono favorire in maniera veramente determinante lo Scandiano. Adesso cerca di trattenere pallina il Breganze con Facundo, che però passa a Raveggi, allora si piazza a quadrato. Lo Scandiano era riuscito nella prima superiorità numerica Roca a individuare la posizione perfetta di Stefani, che con un rasoterra a fil di palo è riuscito ad infilare. Adesso ancora Herrero alza la pallina, schiaccia sulla traversa che gli risponde a portiere battuto. Veramente una percussione continua da parte dello Scandiano. Vediamo adesso Herrero che recupera palla su Giovanni Tagliapietra, la pallina rimbalza, passaggio all'indietro, Roca, Herrero chiude Tagliapietra, incredibilmente non riesce lo Scandiano a passare a segnare. Allora ancora il Breganze in possesso con Costenaro per Posito, ma commette fallo Deinite ripetutamente su Costenaro. Solo un fallo di squadra, siamo a 6 falli per il squadra emiliana. Adesso 22:44, mancano pochi secondi al termine della seconda inferiorità.
perde pallina però in questo momento il Breganze, ed è nuovamente attacco a quadrato dello Scandiano e il Breganze a difendersi in 3. Vediamo passaggio di Rocca, Deinite, tiro micidiale, sfiora di pochissimo il montante destro di Tagliapietra. Costenaro che tenta di liberarsi dall'attacco di Herrero, e allora Facundo in un primo momento riesce a buttare avanti, sta terminando, vediamo sul cancelletto il numero 87 Tommaso Volpe, tiro di Deinite, fischia a 2, riesce a salvarsi Tagliapietra, entra Tommaso Volpe, quindi nuovamente in parità numerica i giocatori. Si giocherà nuovamente a hockey e ha tutto il tempo la squadra di casa, il Veneta Lab, per rimontare questo 2-0 micidiale, con la rete nella fine del primo tempo e a seconda rete nel secondo tempo, adesso addirittura in due che spingono il numero 88 Cristian Costenaro. Non so se possiamo rivedere l'azione, ma addirittura in 2 che spingono il giocatore, è chiaramente in maniera molto plateale, quindi rigore fischiato dal signor Vischio. Non poteva far altro che fare quello, perché effettivamente l'azione da Tergo c'è stata, la spinta sulla schiena del numero 88 e quindi è crollato al suolo. Occasione per il Breganze, tiro di rigore affidato proprio all'88 Costenaro. Vediamo, adesso si può tirare, tiro di Costenaro, para Raveggi, scaraventa fuori, non proprio ben indirizzato il tiro, riesce comunque a parare Raveggi, il 71 dello Scandiano, quindi nulla di fatto. Non sfrutta l'occasione per riaprire la partita, e tocco adesso di Giovanni Tagliapietra che devia un rasoterra tirato dalla propria abitazione da Costenaro, lo vede piazzato davanti a Raveggi, rete di Giovanni Tagliapietra quando sono trascorsi appena 3 minuti e 40 secondi. Rete di Tagliapietra, e come abbiamo detto sblocca proprio il risultato, non riesce nel tiro di rigore, ma assist preziosissimo di Costenaro per Giovanni Tagliapietra, tocco micidiale, supera Raveggi e quindi una rete per il Breganze. Adesso la partita si incendierà senza dubbio dopo questo colpo, diciamo a sorpresa del Breganze, una deviazione micidiale da parte di Giovanni Tagliapietra, che va a depositare la pallina alle spalle di Raveggi, portiere dello Scandiano. Adesso insiste il Breganze, proprio Giovanni Tagliapietra che recupera pallina con Stefani, avvia a Volpe, ferma Rocca, si scaglia in avanti, va al tiro, para Giuseppe Tagliapietra con il gomito all'ultimo momento, azione distinto ma parata efficacissima. Allora Facundo Apposito, doppio, un tiro, alza la pallina, riesce a Raveggi, altro miracolo da parte dei portieri, riesce Raveggi a opporsi alla conclusione quasi a colpo sicuro di
del 14 del Veneta Lab, Facundo Posito, che non riesce a segnare, quindi azione dello Scandiano. Solito tocco, ci si mette Giovanni Tagliapietra a interrompere il fraseggio in un primo momento, poi alla fine capitola lo Scandiano, recupera Facundo Posito, imposta l'azione di attacco sulla parte destra, ancora davanti a Raveggi, tiro questa volta facilmente, il portiere ribatte. Allora già siamo di nuovo in avanti, tiro di Herrero, deviazione di Tagliapietra, Rocca abusa per Herrero che sbaglia clamorosamente, c'aveva uno spazio incredibile, tira però sopra la traversa da posizione defilata molto era un'occasione d'oro, si può dire, che però sbaglia, tiro immediato, stecca probabilmente piegata un po' troppo, sta di fatto che è andato oltre la traversa. Facundo Posito non riesce a liberarsi da la difesa del numero 9 dello Scandiano, Rocca. Nel tentativo del passaggio ribatte fuori dalla pista il portiere dello Scandiano, Raveggi, quindi deve riniziare, ma senza dubbio il piglio del Veneta Lab è sicuramente molto deciso in questo secondo tempo. Non ci sta altro tiro di Barbieri, è entrato proprio in questo momento, però non riesce Giovanni Tagliapietra a servire Volpe, quindi riparte lo Scandiano. Beato in questo momento per lo Scandiano. Barbieri, tocco per Herrero, Costenaro gli si avvicina, gli ruba palla, alla fine Barbieri la alza un po' troppo, quindi pallina affidata al Breganze in attacco. Tagliapietra, Giovanni Tagliapietra, tu per tu col portiere, tira ma molto fuori, certamente voleva angolare ma veramente non c'è riuscito. Sono azioni mirabili da parte delle due formazioni che stanno costruendo a tutta velocità, a pieno impeto di gioco, un batti e ribatti meraviglioso da vedere per lo spettacolo dell'hockey. E allora lo Scandiano adesso in possesso palla, è entrato anche Busani per il centro Palmer, incitato dai propri sostenitori dagli spalti, ma Facundo Posito per Volpe che va a segno, rete mirabile di Volpe, assist di Facundo Posito da una posizione impossibile, riesce a infilare sotto l'asta Raveggi, forse il portiere per un attimo stava chiudendo sul primo palo, il tiro però veramente a tempi strettissimi, qualche decimo di secondo, rete esattamente al ottavo minuto della ripresa, e rete di Tommaso Volpe che porta in parità la squadra di casa. E veramente, come abbiamo detto, il piglio del Veneta Lab sicuramente in questo secondo tempo molto più deciso, molto più offensivo, molto più attento anche in difesa. Riesce in poco più di 8 minuti a ribaltare impattare per così dire il risultato. 2-2, perfetta parità fra le due formazioni. Adesso può un attimo rallentare il Breganze, come sta facendo, mantenendo il possesso, non più disperatamente alla ricerca a tutti i costi del gol. Attenzione, tiro di Barbieri, parata di Tagliapietra,
rilancia subito immediatamente Tommaso Volpe per Costenaro che va a tiro, para Raveggi, ma è un batti e ribatti meraviglioso, ancora Costenaro e ancora Raveggi che gli ruba pallina, e questa volta adesso anche lo Scandiano è messo a dura prova. Tiro di Rocca, para ancora Tagliapietra, ripartenza dello Scandiano, tiro di Costenaro, supera il portiere Raveggi, incredibile la partenza al fulmicotone di questo secondo tempo della squadra di casa, il Veneta Lab, rete di Costenaro. Quando siamo al 9 minuto e 20 secondi del secondo tempo, il Breganze ha ribaltato il risultato, è in vantaggio adesso per 3 lunghezze a 2. Rete di Costenaro, tira Raveggi, riesce in un primo momento a parare, ma la pallina si inerpica e lo supera sopra la spalla, e allora dobbiamo assistere adesso alla reazione dello Scandiano. Vediamo, perché la reazione del Veneta Lab l'abbiamo ben vista, è scaturata dopo il rigore sbagliato. Tiro di Barbieri, para Tagliapietra, chiude Barbieri su tentativo di girata, però si chiudono le maglie della difesa del Breganze. Adesso Tommaso Volpe che scende a tutta velocità, scarica su Posito. Antonio Tagliapietra, è entrato in questo momento anche Stefano Dal Santo, il 53 del Breganze, a dare esperienza. Sbaglia però l'appoggio, tentativo di Barbieri che non va a buon fine. Allora Volpe che rilancia sul 53, Veneta Lab, tiro, stecca di Rocca che fa impenare la pallina che non va nella porta di Raveggi. Possibilità dello Scandiano di ripartire come sta facendo in questo momento, con Rocca che imposta l'azione di attacco, va dietro porta del Veneta Lab, passaggio a Busani, colpo di reni di Giuseppe Tagliapietra che riesce a sventare l'occasione. La difesa questa volta non era stata così reattiva, i giocatori esterni ci ha pensato Giuseppe Tagliapietra, si è girato e un colpo di reni è riuscito ad opporsi. Altra conclusione di Volpe, parata di Raveggi, ancora però pallina al Veneta Lab che tenta una deviazione, però il passaggio di Dal Santo viene chiuso dalla difesa dello Scandiano. Tentativo di Beato per Busani che non agguanta la pallina, già contrattacco. Antonio Tagliapietra che ripiega per il centropista. Alla fine la pallina ritorna proprio a Stefano Dal Santo, avanti e indietro del Breganze, certamente che non trovando lo spazio giusto riesce a mantenere il possesso della palla e anche ad andare al tiro con Volpe. Deviazione in mezzo all'area, pallina che va all'angolo, riparte lo Scandiano e Busani che imposta. Tentava Beato di servire Barbieri, troppo veloce, allora Volpe riesce a superare il primo difensore, non il secondo, appoggia sul numero 14 del Veneta Lab che imposta sulla destra, adesso cerca di superare Barbieri, non ci riesce. La difesa del mastino dello Scandiano, e allora Volpe che gli ruba la pallina Busani. De Nite adesso un cambio, è entrato De Nite al posto di Rocca a dare un po' di riposo ai giocatori, anche mister Mariotti
Barbieri che supera 2 giocatori, va al tiro, tocco di spalla di Giuseppe Tagliapietra che devia sopra la traversa. Incredibile la parata del numero 25 del Veneta Lab. Proprio un tocco quel che basta, esce Facundo, entra Tommaso Battaglin. Muove Scandiano, De Nite per Beato, non riesce il tiro e allora il Breganze in avanti, Battaglin all'indietro, però c'è Busani, attenzione, un 2 contro 1, De Nite si stende al suolo, Stefano Dal Santo dice che è tutto regolare, il signor Vischio, passaggio a Battaglin, si è immolato per così dire Stefano Dal Santo pur di non far pervenire il passaggio a un giocatore libero. Incredibile l'azione, come abbiamo detto, esperienza da vendere da parte del numero 53 bianco-grigio. Entra adesso Stefani, esce Beato per lo Scandiano, pallina in attacco per il Breganze, Tommaso Volpe, Tommaso Battaglin, ci pensa Dal Santo a recuperare la pallina. Adesso ben posizionata la difesa dello Scandiano, insuperabile, tentano da dietro porta Battaglin che va al tiro, para Raveggi, era riuscito a far partire il tiro proprio a fil di gamba di De Nite, è pericoloso ma Raveggi era ben piazzato, si aspettava la conclusione del giocatore del 28 del Breganze, quindi niente da fare. De Nite adesso che tenta di alzare per schiacciare, non ce la fa, allora Antonio Tagliapietra ma cadono in due, Antonio Tagliapietra che va addosso al portiere, quindi ferma l'azione il signor Vischio. Però dà la pallina al Veneta Lab. Volpe che muove adesso, rallenta un attimo il Breganze, prende fiato, costruisce con una tempistica un po' più lunga, infatti stava per perdere palla, la recupera Battaglin, imposta l'azione il 28, non riesce a liberarsi, va al suolo, non si scompone il signor Vischio. Allora Antonio Tagliapietra da dietro porta ritorna al tiro che si ferma sulla stecca di Stefani che insiste nel tallonare il giocatore del Breganze, gli dà i 5 secondi il signor Vischio. Sembrava che fosse stata la stecca del giocatore dello Scandiano a tirare sulla metà pista del Breganze, comunque sia, tiro adesso di De Nite, trova il 7 De Nite, rete e nuova parità dello Scandiano. Ha girato attorno al centropista, si è piazzato per far partire un diagonale micidiale, rete di De Nite quando siamo a 8:57 dalla fine della partita.
rete dello Scandiano. Bellissimo il tiro teso proprio a togliere la famosa ragnatela dall'angolo destro di Tagliapietra, e rete per lo Scandiano. Nuova parità, ancora De Nite infiammato, va al tiro, colpisce, ma pallina arriva a Busani. Altro miracolo di Tagliapietra, miracolo perché stava mettendo la pallina proprio, visto che non c'era più la ragnatela, lo stava rimettendo proprio in quello stesso pertugio, ma il 25 del Veneta Lab non ci stava e quindi ha parato in maniera egregia. Time out chiamato da Mister Tiella. Riprende il gioco con la pallina in attacco per il centro Palmer, Scandiano e Busani sulla sfera. Tocca per Stefani all'indietro per ricostruire. Tiro di Barbieri, stecca di Dal Santo che blocca la conclusione. Riparte in avanti dall'indietro a Costenaro che si porta dietro a Raveggi. Adesso ancora il Breganze in avanti. Costenaro tocca per Battaglin tentava di superare sulla sinistra il portiere Raveggi, alla fine alla meglio quest'ultimo, toccandogli la sfera, buttandola proprio all'angolo del finale della pista. È buona l'azione fra Costenaro e Battaglin, molto preciso l'assist, si era spostato quell'attimo per tirare, ribadire in porta. Raveggi, colpo di stecca, gli butta via la pallina. Fallo di squadra adesso assegnato al Breganze, è il terzo contro i 7 dello Scandiano. 7:25 al termine della partita. Come abbiamo detto, partita veramente intensa, come avevamo pronosticato. Adesso cade Barbieri, non in azione corretta, però quella di Tommaso Battaglin, quindi non interviene Giacomo Vischio. Costenaro per Battaglin tenta il passaggio, ma chiusura un po' troppo veemente da parte di fra Barbieri e De Nite, che manda al suolo Battaglin. Ottavo fallo per lo Scandiano. 6:55 al termine dell'incontro. Muove Battaglin, tiro di Costenaro, è un po' troppo alto. Antonio Tagliapietra che va a conclusione, riesce in qualche modo Raveggi ad buttare fuori la pallina. Allora Barbieri, passaggio di sottomano al centro area. Adesso Costenaro per Dal Santo, tiro un po' insidioso, riesce Raveggi a mandare via
De Nite invece il passaggio troppo avanti, ribatte Tagliapietra, adesso passaggio di Battaglin per Antonio Tagliapietra che arriva troppo in ritardo, un 2-1 per lo Scandiano. De Nite Busani che va a tiro, alto, ripartenza del... Bellissimo questo spot dell'hockey, bellissime le due formazioni, un batti e ribatti, nessuno ci sta al pareggio come deve essere fino all'ultimo secondo della partita. Non va a genio a nessuna delle due formazioni questo pareggio, sta molto stretto ad entrambe e quindi stanno da fare in tutti i modi per cercare la vittoria logicamente. Adesso il Veneta Lab tenta Costenaro di servire Battaglin, non ci riesce, però mantiene la sfera il Breganze, sempre dietro la porta di Raveggi, pericolo per il tiro di Dal Santo, fuori di pochissimo, sopra la traversa, riparte lo Scandiano. Barbieri che scende sulla destra, arriva al passaggio per Busani che non raccoglie, allora c'è Rocca, ancora Barbieri molto attivo in questa fase, Rocca che vuole costruire l'azione, prende spazio, appoggia su Stefani, ancora lo Scandiano sta un attimo prendendo tempo, la pallina arriva a Tagliapietra, chiude anche l'altro Tagliapietra Antonio, tocca per Dal Santo, ancora che gli ritorna palla, altra deviazione di Timbro Tagliapietra, deviazione di Timbro Tagliapietra, è un must di questa famiglia. Passaggio di Dal Santo a 4,53 al termine dell'incontro, rete di Antonio Tagliapietra su una deviazione al volo micidiale sul 7, imparabile per Raveggi, troppo ravvicinata, troppo veloce, e questo incredibile passaggio di Dal Santo e tocco micidiale del numero 13 del Breganze, che porta nuovamente in vantaggio la squadra di casa. 4-3 per il Veneta Lab Hockey Breganze sul Centro Palmer Hockey Roller Scandiano. Riparte lo Scandiano proprio dal dischetto di centropista, è Stefani che tocca per Rocca, gli ritorna la pallina, adesso lo Scandiano ha 4 minuti di tempo per recuperare, vediamo Rocca che si propone in avanti, gira dietro alla porta di Tagliapietra, non riesce, tiro da lontanissimo di Barbieri, non raccoglie nessuno dei giocatori, allora Herrero che fa corpo a corpo con Giovanni Tagliapietra, alla fine riesce a recuperare pallina e si butta proprio in avanti lo Scandiano. Vediamo Barbieri, adesso Rocca, Stefani che viene in avanti, non trova lo spazio per il tiro, ancora Rocca, tentativo di passaggio, chiude Costenaro e rilancia, recupera però Barbieri, ancora in avanti per Herrero, doppia girata, para, tiro rasoterra, centrale, molto centrale, ottima la girata, ancora Giovanni Tagliapietra, sfila sulla destra, sfila la pallina sulla destra, tira accompagnato, va sopra di pochissimo la traversa, era un'occasione perché si trovava tu per tu con Raveggi. Adesso però sì, abbiamo visto fallo di squadra addebitato al
al Breganze, ma lo scontro sembrava almeno un po' dubbio. 3:38 intanto al termine della partita. È Herrero lo scandiano che muove palla, ma da fondo pista deve venire su con Roca, il centro Palmer. Intanto è entrato anche Posito per il Breganze, tiro di Barbieri, deviazione di Herrero, voleva imitare i tagliapietra, non c'è riuscito, per poco però. Facundo per Giovanni Tagliapietra, non agguanta la pallina, però si ripropone, schiaccia addosso a Raveggi che riesce in qualche modo a sventare l'incursione del 27 bianco-grigio. Allora ancora in avanti lo Scandiano con Deinite si libera, va al tiro, deviazione forse di Tagliapietra. Tocca Dal Santo per Costenaro, recupera la palla il Breganze e ancora con molta esperienza tocca per Posito e adesso attacchi veramente forzati da parte dello Scandiano che vuole recuperare a tutti i costi la pallina. 2:33, però c'era un time out chiamato dal mister Mariotti dello Scandiano. Allora ritorniamo al commento, pallina a 2, come fa accenno il signor Vischio. C'è Giovanni Tagliapietra e Rocca Busa per contendersi la sfera. Rocca però la recupera, il 9 dello Scandiano, lancia Herrero che va al tiro, para Tagliapietra. Forse poteva piazzarla un po' meglio. Ancora Giovanni Tagliapietra per Facundo, fa girare la pallina. Dal Santo che si libera di Herrero, tocca per Facundo che però si stava centrando, quindi è lo Scandiano a possedere la pallina adesso. Ancora Rocca per Barbieri, indiavolato lo Scandiano, tiro di Barbieri, non va oltre i 2 metri. Allora Rocca da solo passa a Barbieri si stende con tutto il corpo Giuseppe Tagliapietra per opporsi alla conclusione del 29 dello Scandiano e infatti ci riesce, salva ancora il Veneta Lab, animi infuocati da parte dei giocatori. Speriamo che non eccedano quando manca 1 minuto e 44 secondi al termine della partita. Si accende la torretta da parte dello Scandiano, la luce rossa, siamo a 9 falli evidentemente. Chiama adesso la pulizia, asciugare la pista, si era, come abbiamo detto, disteso completamente al suolo per tutta la sua lunghezza, il 25 Giuseppe Tagliapietra per opporsi al tiro di Barbieri proprio ai 2 metri dalla porta. Tocca a Costenaro per Dal Santo aiutato da Posito. Dal Santo per Giovanni Tagliapietra, recupera palla subito lo Scandiano.
Herrero che imposta per Rocca, 1,30, Deinite che va al tiro, chiude Dal Santo, recupera Herrero, para Giuseppe Tagliapietra, ennesima conclusione di Herrero, ennesima parata di Giuseppe Tagliapietra. Adesso Costenaro non ce la fa a venire in avanti, palla al Breganze, stecca alta da parte di Deinite. Tocca su, riesce Giovanni Tagliapietra a recuperare la pallina, tocco per Facundo, ancora Costenaro, ci mette la stecca Deinite, la agguanta la pallina proprio all'ultimo. Siamo ai 60 secondi finali, esce il portiere Raveggi, entra in campo Busani con l'uomo in più in power play, lo Scandiano per questo minuto finale vuol tentare il tutto per tutto. Vediamo come si svilupperà l'azione. Deinite, Barbieri, pubblico impazzito sulle tribune, tiro di Busani, butta in rete, non abbiamo visto se Herrero o Dal Santo. Sta di fatto che è rete, segna lo Scandiano, non abbiamo visto a chi viene dato il gol, mi sembra al numero 5. Sta di fatto, quando mancano 41 secondi riesce a pareggiare lo Scandiano sul power play. Allora è Dal Santo che va al tiro, fallo di squadra. Attenzione, colpo di scena, 36 secondi finali, 36,7, decimo fallo per lo Scandiano sull'azione di Dal Santo che è riuscito anche a tirare. Fallo di squadra dato allo Scandiano, non abbiamo visto chi l'ha commesso, proteste da parte dei giocatori, non sembrava un fallo così grave. Sta di fatto che tiro diretto per il Breganze, entra lo specialista Facundo Posito all'esecuzione. Quando abbiamo detto mancano 36 secondi, le squadre si trovano in perfetta parità, decimo fallo dato al Hockey Roller Scandiano. Occasionissima per il Breganze, dopo che lo Scandiano con la superiorità numerica era riuscito a impattare la partita. Attenzione, muove palla Posito, Raveggi gli butta via la pallina, Toro, Giovanni Tagliapietra recupera palla e fa centro. Attenzione, altro colpo di scena, blu al portiere dello Scandiano. Non abbiamo capito se per proteste o per altro, non l'abbiamo visto. Sta di fatto blu anche a un altro giocatore, Barbieri, doppio blu, ma noi dobbiamo registrare la rete superba, mirabile, meravigliosa di Giovanni Tagliapietra, che sulla ribattuta di Raveggi riesce a tirare sotto la traversa in 5 secondi, 36 e 30, rete 31 e 30, 5 secondi di tempo. Giovanni Tagliapietra è riuscito a ribadire a rete. Incredibile finale della partita, e adesso è nuovamente il Breganze in avanti sui 31 secondi finali del match. Doppio blu adesso vediamo come va a finire, perché il doppio blu giocano, a quel che sembra, lo Scandiano giocano in 4 senza portiere, quindi al posto di portiere 3 giocatori,
mettono in campo 4 giocatori di movimento e si può fare, chiaramente si può fare per questi ultimi secondi finali. Muove la pallina De Nite che viene in avanti come un pazzo, si ferma all'angolo, recupera palla Costenaro per Dal Santo che si chiude dietro la porta, tira avanti, para Rocca, c'è Facundo Apposito che tiene la pallina, sono in 3 dello Scandiano, recupera palla Busani che si porta in avanti, tiro raso terra, para taglia pietra, allora c'è Giovanni che non riesce a tirare, Rocca per Busani, sbaglia Busani, proprio l'ultima occasione disponibile, sirena di fischio, vince il Breganze, partita eccellente, mirabile, eccezionale, non possiamo dire altro, i giocatori emiliani hanno dato tutto in campo, anche sempre a testa alta, sempre pronti a reagire, anche al doppio blu finale non si sono persi d'animo, hanno tirato fuori il portiere, messo i 4 giocatori, avevano l'occasione con Busani che chiaramente forse messo male, forse stanco, non è riuscito a ribadire a rete l'unica occasione all'ultimo secondo, quindi perde ma a testa alta lo Scandiano dall'incontro con il Breganze che mantiene l'imbattibilità assoluta in tutta questa fase iniziale del girone, scambio di saluti fra i due giocatori, fra tutti i giocatori, scusate, partita eccellente, senz'altro da rivedere, soprattutto il secondo tempo eccezionale, interpretato in maniera grandissima da tutte e due le formazioni. Non mi resta altro che darvi appuntamento fra 15 giorni, se non vado errato, a vedere ancora una partita superba come questa. Vi auguro una buona serata, un buon inizio di settimana. A voi tutti gentili ascoltatori un grazie della vostra attenzione e un saluto da Modesto. Grazie a tutti voi, a risentirci.